camicia curta però. No? Dite sì un maniaco, dite sì un depravato, te che sempre qua in fronte, non ti accavi mai sta voglia, vergognate! Sì, e ora? E beh, sì, sono maniaco, e ora cosa che sei? Sono un maniaco! Sono un uomo salsiccia! Beh, ora forse dentro. Memorosa sei come me. Tanta. No, quella no. Tanta. Ma sei così tanta, ma così tanta che può guardare tutto per voi 3 giorni, memorosa. L'altra sera arrivo a casa a un certo punto mi fa amore, dopo 3 giorni mi diceva amore, ma te ne pari? È il Tamagotchi. È il Tamagotchi. Un pulcino tenero e dolce. Un oseo virtuale altro che il Tamagotchi, ma non ti... alla tua età ancora questi sughetti, vergognate. No, ma guarda che l'amore è no gaeta. Infatti te così fastidio sa 20 anni. Un giro di ombre per tutti. Vai qui. Scusa che non è voluta che chiama il cellulare. Ciao amore. Sì, sono qua, in teatro. È uno sperare persone. Sì. No, non ti disturbi, no. No, sì. Cosa sei che ti chiamava amore per dirmi? Sì, dimmi amore. Vuoi tanto se libera la cabina? Che parlo in una cabina? Vedi oggettoni, vedi o maneghetti. Allora, sbagliato. Cosa cammino? Ora finiamo. Non dico io. Sì amore, dimmi. Cosa sai che ne avete tanto importante da dirmi, sì? Come? Se disturbi del DSM non ciappa bene. Te beassi. Ladro della... Ma che sei? Ah, manco una parola te ne sai dire però. Ho dovuto parlare un filo. Signor Benedetto, per me la Maddalena. Che cosa vuoi dirmi che mi pendevo dalle tue labbra? Che ieri dal varone, mio amore. Ma tu puoi dire, ma tu sai che mi veniva impegnato qui? Guarda con tutta quanta la tua famiglia, anzi continuo io a farmi una famiglia, amore mio. Se dite voi fate una famiglia, io te la sa col family. Ah, Pito, no, ma siete ore che su quattro cornette in manca esperto. No, cornetta di manco i corni in testa. Ormai che siccome il tuo telefonino, Cioè? libero e riscaricabile. Un giro di opere per tutti! Paga lì, paga qui, paga giù! Non so che smetterà in bagno dopo una seduta diciamo particolarmente impegnativa, no? Ah, in bagno. E dopo le mise entra mia mamma in bagno e ha Aggaviato la finestra perché... come la tesora da che in bagno. è entrata in bagno e ha preso la sua rivista pregustando già 10 minuti di sana lettura in santa pace. Non è che c'è un urlo che pareva il terremoto! L'uomo! Elettrico! Disgraziato! A confessarte! Dove avete trovato sta robazza qua? Lubrico! E penso che mia mamma se io avessi incassato tanto, non tanto per il fatto delle femmine nude, quanto il fatto che avevo
spanato la sua rivista preferita. Sì, che parole di mia mamma non sta niente in confronto alle parole che mi hanno dato i miei amici privati della loro settimana del multiproprietà sacramento. Guarda, mi ha fatto ieri in mente un fatto. C'è la settimana che cosa capitami il turno mio, no? Vado in bagno. Ma tu ti mandi in bagno o sei alla biblioteca al bagno? Devi, guarda se dico, devi per notte pensare. Devi per notte, sotto freddo. Vado in bagno. È comodo. Ah, tu sei via in bagno, sei come arena. Mi occorreva. Sa che c'era, ho detto approfitto per... E quando che ho finito? Terrore! Panico! Battaglia! Sudavo freddo! Gli era finita la legge! Cosa faccio? Cosa faccio? Che avevo solo che 3 possibilità. Come 3 possibilità? O ben che me ne con asciugamano. Non credo che mare si incassa ieri. Oppure aspetto che secca dopo spasso. Voglio veramente alla buona ora. Oppure ho detto agli amici se vedi il momento del bisogno. E ora bisogna sacrificare il paginone centrale Playboy, una disgrazia. Una disgrazia sì, perché era l'unico sistema per vedere un piede carne, madri. Cruoti come che ieri. No, invece come oggigiorno cambia completamente, che non sei tutto nella vita. Che sei anche l'oro, i diamanti, l'attento. Per piacere. Sì. Ma ho avuto dare retta a sta gente qua. Chi si è pronti subito appena che venire in mezzo per roba a denigrarne. Io ho fatto inchieste, che ha studiato, e che ha scoperto che qua nel Veneto, che se un sportello di banca ogni dopamine. Oh, anche se più banche che Casolini e Fruttaroli. Ma mi domando, ma come mai che c'è così tante banche? E soprattutto, perché che così tanta gente deve va? E cosa vai a fare? Vai a portarli o vai a toglierli? E va a portarli! Li va a portarli di sicuro! Regolati siamo come tante formichette! Sparagneo, piano sparagnare, capisco? Che mi ho fatto del risparmio da Reggio! Nel nome del Padre, del Figlio e del Banco di Santo Spirito. Aspetta che benedico. Oh Signore, dacci un assegno della tua presenza. Perché parlate effettivamente il risparmio, sparagnare, il mio che inculcare in testa fin da piccoli. In prima elementare, primo giorno di scuola ti dava il sussidiario, il catechismo e la musina da ferro. Dove ti vedevi dentro i soldi da 50, da 100, da 500. Monetina, e Casapeo, ti ricordi che Casapeo? Sì, è una parolaccia spagnola. Casapeo, dai, vai così, che il banchetto ti metteva fuori dall'accesa. Giusto, se passai dal banchetto a banca. Fuori dall'accesa che era sto banchetto, oppure al bar del patronato, al bar sport, e ti, a fine della messa te passavi tutte le domeniche, sapevo 1.000 franchi, 5.000 franchi, ti carte da mia. E a fine anno te avevi e dovrai il solito, no? Ah, no? Il Giappone anche date qualche franco di interessi. Ma quali interessi? Fammi la caretta, interessi? No, quali interessi? Da gitta da sera a fine anno camminare. Che dici interessi? Che una volta uno che aveva i capelli scarsera, oggigiorno no, uno va dire senza niente perché tanto il gas è a carta del credito, è il libretto dei segni, è il banco.
che vi presenta il banco. Zapanoia, bancomat. C'è tutto quanto un programma, perché tu devi diventare matto ogni volta che ti serve una banca. Che vi presenta la situazione prelievo bancomat davanti a un sportello. Allora, tutti quanti ti devono andare a fare una roba più privata, no, che sei una colonna di persone da trio che basta, cosa fai qua? E penso a me signor, guarda che sei fedenti, sai? Mi siete pensionati? Niente a fare col giorno, sempre là che spende, che sapete? Mi fai niente, mattina a sera cosa vuoi? Un attimo per piacere, c'è il signore, poi sono io, poi forse ci siete anche voi. Un attimo, scusa, taglio mia mano tutto qua. Uno. Gavio presente il bancomat. Uno quando arriva davanti al bancomat, la roba più importante quasi è ricordarsi il codice segreto. E il codice segreto è il numero che ti spedisce a banca dentro un foglietto di carta, una busta chiusa, e che è scritto: caro cliente, ricordati di tenere sempre il codice segreto distante dal bancomat. Cambia! Che uno esce a trovarsi davanti al bancomat, col bancomat senza il codice segreto, siccome le tasse di Google coreano. Un attimo! Ora che siete attenti! Un attimo! Io vado lì. Cosa devo guardare? Se devo fare un prelievo, scusa un attimo. Vado io. Fare. Aspetta, sul codice segreto. Che codice no? Non mi ricordo, leggi 21.2. È il mio! Cosa mi interessa mio? Oh, del suo. 14? Che numero? 14-21-2, no? E quando che se uno si ora di fare un prelievo, quei paradrisano che tira gli occhi, pare essere hai il compito di matematica in classe, no? Che tutti quanti hanno gli occhi, tira gli occhi per copiare, no? E ora ti là che ti scondi per non far vedere. Esatto! E cazzo, però se la modernizzare adesso, per stare al passo con i tempi, per entrare in Europa, e si è capisce che io il bancomat si chiama P8mat. Come? Ma no, un bancomat qui da pochi schermi, la roba galattica, la roba tecnologica, la roba superlativa, cosa che avrà mai? Cosa che non ha? Cosa che non ha? Cioè, la tastiera non ha, per esempio. La tessera magnetica, niente, via. E se ha riconoscimento vocale. Paraltro. Non paraltro, vocale. Vocale. Ah. Auio, auio, auio. Auio, sei auio. Arriva nessuno da quel teatro. E che mette dappertutto, ciò? Ogni cantone che ci mette manco adesso. Ciò così. Beh, diremo un po' più avanti che si... Proviamo. Dai, che proviamo, dai. Ti sento! Chi sento? Fate riconoscere! Un bel poco! Sono Giuseppe Pacagnella. Chi? Non ti conosco mica! Sono Giuseppe Pacagnella. Non ti conosco! Fate riconoscere! Chi sento? Mamma. Asso Peppi Pacagnea. Adesso mi conosco! Ciao Peppi! Lo saluto! Lo saluto! Auio, sei auio! Quanto sei uno? Il minimo 500 carte dei miei. 500 carte dei miei? No, dei tue, Moro, dei miei, intanto per scominciare. Quindi che è momentaneamente in deposito. Oh, ma sei tomato?
fammi i movimenti che vedremo come sono messo col mondo, avanti. Tutti i movimenti? Sì, i movimenti, dai. Spirito. Sì, questi i movimenti. I movimenti, sì, i movimenti bancari, oh. E il saldo, dai, fammi vedere il saldo. Tutto saldo? Sì, vuoi il saldo? Saldo zero. Come saldo zero? Ma se finiva tutti io 7 milioni! Ah, così? Stamattina non mi avevo detto. Come? Stamattina mi tu ieri porta via tutto. Ah, ma sei tomato, ma sei via di testa! Ma se ti capite che sia riconoscimento vocale, com'è che ti fanno darmi il meglio schiaia a mia moglie? Ero con uno. O ti scandagli bene però, sì, no, qua non si capisce niente. Era con uno detto che era Becky Pagagliera che. Becky? Ma se sono miei Becky Pagagliera? Sai che io? Era Pagagliera che. Scusa, no, adesso voglio chiarire, qua non andiamo avanti e chiamo il direttore. Oh, chiamo il direttore. Chiamo anche il preside, guarda, si può fare. E ora, voglio sapere per filo per segno come sia capitato. A chi gli è dato schiena? Come gli è questo uomo qua? Alto, biondo, capelli lunghi, muscoloso, rettino. Tanti muscoli, nero come un petarotto. Mandato, figo. Insomma, dicevi niente? Come niente? Scarso, si laura, no? Sì. Ah sì? Io soprattutto. Che si diceva? E diceva, c'avevo che tutto anche il becco e come Mario. Siamo felici. Che avevo i Sky e siamo felici. Ma che lo vedi non è capito. Ma dove? Ma chi? Ma quando? Non stiamo parlando di Sky amiche, mi parli di Sky, se sta una roba mai vista. Ma fin da piccolo, tutti quanti putelli ormai, un sogato, un regalino. Niente. Tutti quanti putelli ormai, e il giorno del suo compleanno che aveva a sua bella porta, coi candenti. Niente. Però mi ricordo che con Pio 8 anni mio padre era solo stesso contentato. Era che c'era la bicicletta e che aveva la bicicletta vecchia, usine, e me la portava insieme al monte. Dall'alto ti vedevi sotto tutta quanta la città illuminata. E a Manhattan? Che gente ho? Perché io ero piccolo e anche a me che io ero piccolo mi pareva Manhattan. E possiamo stare là sopra insieme al monte. Mio padre ha detto, Toto, soppia forse. Mico soppiamo. E tutta quanta la città la sei a stupare.
E invece siete colpevoli di essere caduti nei soliti luoghi comuni. Che delusione! Per punizione dovrete studiare, documentarvi. Sarete costretti a vedere tutti i dibattiti televisivi sul nord-est per i prossimi 5 anni. Oh! Ma si viene di ora! Oh, ragazzo! Che ho perso l'acqua? Ti sento venuto il cervello! Basta con sto nord-est, non ne volevo più! Chi ne ha fatto? Tu! Così! Porca merda, porca verità! Vespa, Sant'Orno! Basta! Detto, Roberto, tutto che finimo in BS, recuperemo, dai. Finimo dicendo una frase tipica del nord-est. Una frase tipica del nord-est. Ma vai buona! Non potevo non salutare, non ringraziare tutte quante che persone che hanno collaborato a messa in scena questo spettacolo nuovo per noi altri. E vorrei cominciare dal service luci e voci Pro Service di Padova. Che contribuì a rendere più teatro questo auditorio che ecco, non ha una pesatura teatrale, che sta a creare appositamente questo spettacolo. E poi la nostra costumista Antonia Unarelli. Ma devo andare in giro in secondo sopra? La scenografa Alberta Vianello che ha realizzato. Un personaggio oscuro ma importante per noi altri è il nostro responsabile della logistica Michele Beis. Non si vede, ma la parte musicale, gli arrangiamenti, le canzoni, la Grillo Records. E il nostro coautore, Fred, che è anche avvicinatore del Gazettino, forse molti che hanno visto sul niente sul Gazettino, è il nostro coautore del spettacolo. Grazie. Ultimo ma non meno importante, anzi, il più importante di tutti, è il nostro regista Gaetano Rampini. Una cosa importante, fuori che se le nostre cassette, CD eccetera, che se anche videocassette, ecco, questa è una cosa nuova, se è videocassetta. Allegata alla videocassetta c'è anche un'iniziativa di solidarietà che noi altri abbiamo fatto insieme con l'associazione Tachina, che ha realizzato un dispensario in Ecuador. Per sostenere questo dispensario noi abbiamo destinato una parte dell'acquisto della videocassetta, ecco, a questo progetto di solidarietà. Avremo sperrato, se mi fa portare a casa, sta. E naturalmente permettetemi, siccome è l'ultima sera, di ricordare una persona importante, un amico, una persona che non si vede mai, più che verse a porta la fora, si chiama Remo. Ciao a tutti! Ultima cosa, dopo possiamo andare. Voglio fare un ringraziamento anche al Baron de Casa, quello che ne ha permesso e ne ha accolto in questo auditorium, che chiaramente ha dei problemi dal punto di vista di struttura, però nonostante è uno dei pochi posti che ancora esiste a Padova, è il preside del Modigliani. Grazie mille! Ciao a tutti!
was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone down the streets of cobblestone. Aia! Che miseria! Dite, Jerry! Dite, Jerry! Navigatore, è ora! Navigo. Sì, la nostra vacanza libera e selvaggia. Vacanza libera e selvaggia. Vogliamo riposarsi dalle fatiche del diploma. Fatiche di diploma. Siamo a caccia di carne fresca. Sì, carne fresca. E ora? E ora? Come hai voluto fare se non si riposiamo un attimo? Scusa, ognuno sul suo letto perché sul tipo di riposarsi non mi piace. Oh, Cosa che hai detto? non so, fiamme. Ti manca la mamma? Manca la mamma? No. Hai più paura di scuro? No. E il letto sei scomodo? Sì, non fiamme. Hai più paura del lupo? Lupo. No. Tutto che ti conta una fiaba, Allora, sto tipo di fiamme e le avventure di Finocchio mi non mi piace. Oh, che miseria. Sì. Con 20.000 teghe sono rimasti. Guarda, non so Cosa sei che te che è? non so cosa che sia, non so che Oh no, ti te davi la roba tua e te davi anche la roba mia. Ciao piccolo. Ma che hai detto che mi lavo la roba tua? Insomma, No. Allora, qua mi lavo roba mia e a tua e lavo mi. va bene, ma solo perché non voglio discussione. Che mi sia Giovanni? Perché c'è qualcosa che non mi guarda. Dammi la mano manco stendere, se vuoi stendere. Al manco a stendere. Te devi insegnare a stendere, Sì, caro. mira lo manda vero. fino. Dai, passami la roba, avanti. Dai. Calzetto. Ma forse ti spusi i piedi, lana. Guarda che calzetto 2 la vendetta. Insomma, nonostante essa sta la vaiga, sempre un buon sapore di elemento svizzero che sia per via dei busi. Lavi, tia! L'ho messo anche la morbidente, l'ho messo. Cioè quello che ti dei cavi se tu impacchetai di sotto la strada